Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, fin dall'inizio della Quaresima abbiamo cominciato a preparare i nostri cuori attraverso la penitenza e le opere di carità. Oggi siamo qui radunati affinché con tutta la Chiesa possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo, il quale, per dare reale compimento alla propria passione e risurrezione, entrò nella sua città, Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore facendo memoria del suo ingresso salvifico con fede e devozione, affinché, resi partecipi per grazia del mistero della croce, possiamo aver parte alla risurrezione e alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami di ulivo e concedi a noi, tuoi fedeli, che seguiamo esultanti Cristo, nostro Re e Signore, di giungere con Lui alla Gerusalemme del cielo, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Dal Vangelo secondo Marco. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò 2 dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Imitiamo, fratelli e sorelle, le folle che acclamavano Gesù e procediamo in pace. Osanna Redentor, apri
Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. Osanna. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. Osanna al figlio di David, Osanna al Redentor. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo,
perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo se davvero lo ama. Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, vieni presto in mio aiuto. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
Per questo Dio lo esaltò e gli donò un nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Marco. Mancavano 2 giorni alla Pasqua e agli Azimi, e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: Non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: Lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete fare loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei 12, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno degli Azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro: Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Venuta la sera, egli arrivò con i 12. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: In verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: Sono forse io? Egli disse loro: Uno dei 12, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E mentre mangiavano prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: Prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: Tutti rimarrete scandalizzati perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: Anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: In verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva: Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: Sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cadde a terra e pregava che se fosse possibile passasse via da lui quell'ora, e diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei riuscito a vegliare una sola ora? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la 3ª volta e disse loro: Dormite pure e riposatevi. Basta. È venuta l'ora. Ecco, il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei 12, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: Quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto gli si avvicinò e disse: Rabbì, e lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: Come fossi un brigante siete venuti a prendermi con spade e bastoni.
ogni giorno ero in mezzo a voi nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono, ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: Lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: Non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: Sei tu il Cristo, il Figlio del Benedetto? Gesù rispose: Io lo sono, e vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia. Che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: Fai il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: Anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: Non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò, e la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: Costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: È vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare. Non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito per la seconda volta un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il Sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù. Lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: Tu sei il re dei Giudei? Ed egli rispose: Tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: Non rispondi nulla. Vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale, chiamato Barabba, si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro:
volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: Che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono. Crocifiggilo. Pilato diceva loro: Che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte. Crocifiggilo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo. Salve, re dei Giudei. E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e piegando le ginocchia si prostravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: Ehi, tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: Aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del Tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui,
avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuta ormai la sera, poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anch'egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Non sarebbero necessari molti commenti, basterebbe fermarci a riascoltare questa lunga lettura del Vangelo di Marco, che in maniera molto stringata ci riferisce la passione e morte di Gesù. E visto che il Vangelo di Marco è di solito molto stringato, appunto, abbiamo cominciato a leggere addirittura dall'ultima cena, in cui Gesù dà il suo corpo e il suo sangue in quel pane, in quel vino spezzato e condiviso. Ma voglio fermarmi su un punto, perché a volte può diventare anche motivo di disorientamento, anche perché l'abbiamo cantato più volte. Abbiamo sentito che alla fine, proprio negli ultimi momenti, Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è il versetto che abbiamo ripetuto più volte al Salmo: Dio mio, cantandolo, perché mi hai abbandonato. Qualcuno dice: vedi, anche Gesù ha avuto il suo momento di disperazione. Gesù è morto disperato. Purtroppo capita di leggere queste affermazioni. Sono vere? No. Vi raccomando, se trovate da qualche parte scritto, anche magari da qualche esegeta, questo non è vero. Ricordate proprio domenica scorsa, quando Gesù paragona la sua morte al chicco di grano che solo se cade per terra e accetta di morire produce molto frutto, parla della sua morte. E siccome mancano pochi giorni, dice una frase molto impressionante: ora l'anima mia è turbata. Cioè Gesù di fronte alla sua morte provoca turbamento, angoscia. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Padre, cambia progetto, cambia strada. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Proprio questa è stata la strada che ho compiuto. Padre, glorifica il tuo nome. Altro che disperato.
Padre, glorifica il tuo nome. Perché glorifica il tuo nome? Perché Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il suo figlio. In quel dono di sé che Gesù fa della sua vita si manifesta la gloria del Padre, che è il suo amore gratuito. Perché la gloria di Dio è proprio questo, l'amore gratuito, l'amore infinito, che non si arrende neppure davanti al nostro rifiuto peggiore, più cattivo. Non si arrende mai. Dio ha tanto amato il mondo da consegnare il suo figlio. Padre, glorifica il tuo nome. Che questo avvenga. Ecco, anzitutto allora una prima risposta: no, Gesù non è morto disperato. Ma perché ha detto quelle parole? Ecco, anche qui è utile saperlo. Quelle parole sono l'inizio di un salmo. L'inizio di una preghiera. I salmi sono preghiere. Guarda un po', proprio quel salmo che abbiamo letto tra la prima e la seconda lettura, il Salmo 21, che comincia proprio così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo ci fa fare due considerazioni. Primo, Gesù muore pregando, non muore disperato, muore pregando. Muore recitando un salmo, una preghiera che c'era nella scrittura, quasi portando a compimento la scrittura, anzi portandola a compimento. Quindi Gesù muore pregando, morire pregando. A me è capitato poche volte di veder morire delle persone e grazie a Dio quasi tutte quelle persone che ho visto sono morte pregando. È una cosa meravigliosa, È una cosa meravigliosa. Pregando, dicendo poche parole. Ricordo mia nonna ripeteva, Signor benedetto. Signor benedetto. Come dicono le nostre donne anziane, senza doppie, Signor benedetto. E altri con altre. Morire pregando. Ecco cosa ci insegna anzitutto Gesù: morire consegnandosi al Padre nella preghiera. E secondo, perché non ha scelto un altro salmo? Per esempio il 129, dal profondo a te grido, o Signore, salvami. Avrebbe potuto scegliere il 129 e sarebbe stato per certi aspetti. Ha scelto il 21. Ha scelto un salmo in cui il salmista dice tutta la sua angoscia, tutta la sua disperazione. Il salmista, che poi, se leggiamo il salmo che abbiamo pregato poco fa prima del Vangelo, finisce con un atto di fiducia. Finisce dicendo: esalterò, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore. Comincia: Dio mio, perché hai abbandonato? Però confidandosi con il Signore ritrova fiducia. Però comincia con quelle frasi che Gesù dice, fa sue. Ecco, la spiegazione più bella è questa. Gesù, assumendo su di sé la condizione umana, come ci ha detto San Paolo nella seconda lettura, la assume anche negli aspetti più oscuri e pesanti, anche nel momento della disperazione, perché noi sì a volte disperiamo di Dio. Provate a pensare quando ci vanno le cose male: Dio mi hai tradito, Dio mio non hai mantenuto la promessa, e giù di lì e qualcuno bestemmia o altro. Ecco, Gesù non si fa meraviglia, assume, condivide, prende su di sé questo momento più oscuro della disperazione, dello scoraggiamento di chi prova momenti di tribolazione, di sofferenza, di prossimità alla morte. Li fa sui per dire: io ti sono vicino. Io sono vicino anche a coloro che vivono questo momento di disperazione. Non li abbandono, anzi condivido la loro situazione per offrire loro luce, vita, risurrezione. È stupendo, Se ci pensiamo, capiamo fino a che punto Gesù ha condiviso la nostra situazione. Lui, che era nella condizione di Dio, non ritenne un tesoro
geloso la sua uguaglianza con Dio, ma svuotò se stesso, si fece come noi, per poter prenderci e dire: vedi, anch'io ti sono vicino, non sono lontano. Accetta e prendi la mia mano. Camminiamo insieme, anche nel momento della prova, anche in una valle oscura, tu sei con me. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili, invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocefisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre è glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per la remissione dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, come veri discepoli seguiamo Cristo, umile Re di gloria, che entra in Gerusalemme per portare a compimento sulla croce la sua missione redentrice. Uniti al nostro Salvatore invochiamo Dio, Padre misericordioso, principio e fonte di ogni benedizione. Preghiamo insieme dicendo: per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, celebrando con viva fede il grande mistero della passione e morte di Cristo, guardi con cuore materno alla croce di tanti suoi figli e doni loro conforto e sollievo. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per tutti i battezzati, la celebrazione della Settimana Santa renda più intensa la sequela di Cristo, che con filiale abbandono è in cammino verso la croce. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per coloro che soffrono, uniti alla passione di Cristo e consolati dall'amore fraterno, riscoprano la forza rigenerante della fede. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per i giovani, sostenuti dalla testimonianza e dall'intercessione dei santi, siano autentici discepoli di Gesù e compiano senza paura scelte generose. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per noi qui riuniti, attingiamo dall'Eucarestia la forza di essere in famiglia e nella società strumenti di pace. Preghiamo. Per la passione del tuo Figlio, ascoltaci. Ascolta, o Padre, la preghiera del tuo popolo che si incammina con il tuo Figlio verso il Calvario. Fa
che dopo averlo acclamato nel giorno dell'esultanza, lo seguiamo con amore nell'ora oscura e vivificante della croce, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono. Non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio,
Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi ad un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, o Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra
è qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Vergine Maria, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Pace a te. Pace, Padre. Agnello abbi pietà di noi, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e Dio sarà salvo.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza, per Cristo nostro Signore. Concludiamo questa intensa celebrazione, anzitutto ringraziando questi bravi bambini che sono stati attenti e buoni, anche se è andata un po' lunga, però sono stati proprio bravi. Complimenti, grazie della vostra presenza a tutti. Cominciamo con questa giornata, come ben sapete, la grande settimana che ci porta alla Pasqua di Risurrezione. Viviamola, anche se non abbiamo la possibilità di partecipare alle celebrazioni. Chi può farlo è bene che venga, se magari qualcuno è in pensione o è libero, è bene che partecipi, perché sono liturgie davvero uniche e che ci alimentano spiritualmente, ma anche chi non è nella possibilità, lo consiglio proprio di vivere con particolare raccoglimento questi giorni, dedicando qualche momento, magari il mattino o la sera, proprio alla preghiera, all'ascolto della parola del Signore, in modo da far sì che questa settimana sia davvero santa nel modo più vero e più autentico. Raccomandiamo vivamente di prendere il foglietto della settimana dove sono riportati gli orari delle celebrazioni della settimana santa e gli orari delle confessioni. Grazie. Volgi lo sguardo, o Padre, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei malfattori e a subire il supplizio della croce, e li vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Per intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.
Gesù.